E la cosa che mi ha colpito di più sono stati i cittadini che ancora prima che arrivassero i primi soccorritori erano lì che spalavano il fango e cercavano di risollevarsi, no? Qualcuno ha detto: non abbiamo tempo per piangere, dobbiamo ripartire. Il primo messaggio positivo quando ancora al di fuori dei confini provinciali non era chiara la portata di quanto era accaduto è arrivato dai cittadini. Indomiti, pur feriti, si sono sorretti l'un l'altro. Poi sono arrivati i soccorsi, ricorda l'assessore Bottacin, una corsa all'aiuto reciproco che ha fatto emergere il senso della solidarietà nella sua accezione più ampia. Dal Veneto una lezione di protezione civile a tutta Italia, disse a Belluno il 12 marzo dello scorso anno il presidente Mattarella. Motivo d'orgoglio per Bottacin che vide la sua terra trasfigurata. Mi ha turbato vedere il nostro territorio, il territorio del Veneto, devastato. Il capo dipartimento della protezione civile, che è abituato a vedere scenari complessi, ha detto che aveva visto uno scenario apocalittico. Quindi, detto da lui, fa capire che la situazione era veramente complicata, il territorio devastato. Le opere di prevenzione eseguite negli anni ridussero l'impatto della tempesta in termini di vite umane. Oggi i cantieri vanno avanti in montagna nel rispetto della stagionalità e ci sono ancora 200 milioni di euro da investire per il 2021. A 2 anni dalla tempesta Vaia molto è stato fatto anche grazie alle risorse statali arrivate tramite il commissario Zaia e molto rimane da fare, afferma il presidente della provincia Roberto Padrin, nella convinzione che la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio è fondamentale per la montagna e la gente che vi abita. È una terra che è fortemente laboriosa, ma anche una terra che non si arrende mai, e questo rende orgoglioso anche me di poter rappresentare i veneti nel ruolo che ho e che ricopro, cercando di fare del mio meglio.